L'incubo di Marco Zennaro è terminato dopo un'odissea giudiziaria in Sudan durata quasi un anno e iniziata con 75 giorni di reclusione, prima in commissariato, poi in carcere. L'atterraggio a Fiumicino dell'imprenditore veneziano era stato annunciato poco prima dal padre Cristiano. Dopo 361 giorni finalmente l'incubo è finito. Ringrazio mio figlio per essere sopravvissuto a quei 75 terribili ed infernali giorni di detenzione. È stato liberato e Marco Zennaro è qua con noi. Bentornato Marco! Il saluto dello Stadio Olimpico di Roma con Marco in campo poco prima della partita di rugby Italia-Scozia è stato il primo benvenuto dell'Italia. Per lui, grande appassionato, la federazione nazionale si era spesa tantissimo, a partire dal presidente Marzio Innocenti. Fine partita gioiremo di più, certo, sicuro. Bravo, Sicuro, crediamoci, bisogna crederci. Come ci hai creduto? Io ho sempre detto tieni duro e credi, sei arrivato, Esatto. non mi sembra vero. Bisogna è vero. crederci. Grazie al rugby italiano e a Marzio perché è una persona squisita. Marco arriverà a Venezia con un treno che fermerà alla stazione ferroviaria di Santa Lucia alle 23:30. Un'altra iniziativa di festeggiamenti è prevista domani pomeriggio in Campo San Bortolo, nel cuore della sua Venezia, una città che non l'ha mai lasciato in questa lunga battaglia. Mi auguro che la Farnesina abbia ora il pudore di non rilasciare retorici comunicati, perché se Marco è uscito da quell'inferno lo deve solo ed esclusivamente a se stesso. Marco si è dissociato dalle affermazioni del padre, sostenendo di non essersi sentito abbandonato dalle istituzioni, che si sono dovute muovere in un contesto difficile sotto ogni punto di vista, come quello del Sudan, un contesto aggravato oltretutto da un colpo di Stato durante la sua detenzione. Una detenzione legata ad una vicenda complessa, assolto in 3 procedimenti penali. Marco avrebbe ancora pendente l'appello di una causa civile, nella quale alcuni suoi clienti in Sudan l'avrebbero accusato di aver consegnato una partita difettosa di trasformatori. Zennaro ha potuto lasciare il paese dietro il pagamento di 200.000 euro, versati grazie ad una raccolta fondi lanciata da Unioncamere.